Se rispondono esattamente vanno avanti, se no stanno fermi. E poi a turno ci si muove. Quindi, No, pensavo che a questo punto fossimo tutti in gioco. allora, Santa Sofia venerata a San Veromili significa in greco sapienza, quale la grazia, O parsimonia. audacia o parsimonia. Allora, prima di rispondere vi dico a cosa servono le monete. Vedete quella monetina là sotto? Significa che se voi non sapete proprio rispondere a questa domanda, giocandovi una moneta, il gioco vi toglierà una delle domande sbagliate. Quindi vi rimarranno due domande. Questo è un aiuto ed è uno dei modi di utilizzare le monete. Quindi, Dobbiamo rispondere? beh, per forza. Allora, loro rispondono sapienza. Ok, se è verde ovviamente, come vedete, la risposta è giusta. Il gioco non solo ci dice che è giusto, ma ci dà sempre un approfondimento sul tema. Allora, il gioco è un mix, anche ovviamente se capitano le domande è facile, però si deve imparare tutto. Anche per molte persone questa non è una domanda facile. Andiamo, è giusto così, siete d'accordo? È importante. Dovrebbe essere. No, economia aziendale. Però abbiamo dei dubbi, volete giocarvi una moneta? No. Ok, cos'è la risposta? Scisma tra Chiesa e Roma. Ok, Fatta, siamo andati per il tuo. perfetto. Mi permetto di tirare un dado. E leggi la motivazione. Ah, ok, sono tornato 6, hanno avuto anche fortuna, siamo qui allora. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, perfetto. Ora tocca ai nostri partecipanti del piantano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, arriva qua. Anche se fa un numero superiore, in questo caso non poteva fare 7, ma se avesse fatto 6 partendo da qua, ci si deve fermare. Anche se faccio 6 e la sorpasso, arrivare in una città giudicale ci si ferma, perché comunque siamo arrivati al cospetto di qualcun altro. A questo punto il gioco ci dice, per andare avanti, o sei capace di rispondere a 2 domande, oppure paghi 3 soldi al giudice e continui. Al giudice, al giocatore che è partito da quella casella.